Partiranno a giorni i lavori per la messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano nel comune di Salzano, sito che rientra fra quelli oggetto della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia sulle discariche abusive. Consisterà nella conterminazione di quei rifiuti che sono stati nel tempo accumulati in quest'area, che originariamente era stata sottoposta a delle depressioni perché era una cava di argilla. Successivamente sono stati depositati questi rifiuti industriali e questi rifiuti appunto oggi verranno assolutamente conterminati con dei setti bentonitici laterali, il fondo di argilla e sopra un grande capping per proteggere e restituire al territorio quest'area. La Regione ha affidato la gestione dell'intervento alla sua società Veneto Acque con un investimento di 2,5 milioni di fondi legati alla legge speciale per Venezia. I lavori saranno avviati tra febbraio e marzo e si concluderanno entro l'anno. La discarica, rimasta in attività dal 1979 all'85, è una piaga ereditata da anni, oggetto di numerose proteste della popolazione. Attorno a Marghera, attorno a Venezia ovviamente c'è stata un'industrializzazione pesante da tutti i punti di vista, quindi sia di rifiuti solidi urbani come anche di rifiuti speciali e pericolosi. Per cui era importante che l'interlocuzione e l'approfondimento fosse sin dall'inizio serio, perché i problemi che ci venivano prospettati erano seri. Lo scorso dicembre era partito a Chioggia un analogo intervento per la riqualificazione ambientale dell'ex discarica comunale di Valdario. Restano invece da completare le bonifiche del vallone Moranzani, ampia area di Porto Marghera dove sono ancora presenti tonnellate di fanghi inquinanti. Complesso perché c'è tutta la regimazione delle acque, oltre il problema degli elettrodotti.